È una storia da film, ma speriamo che sia una storia a lieto fine ed è giusto che la politica si mobiliti. A questo fine abbiamo presentato una mozione con cui il Consiglio Comunale chiederà al Ministro degli Esteri di intensificare gli sforzi diplomatici per arrivare alla liberazione immediata di una persona che da più di 2 mesi ormai è stata privata della sua libertà personale e che si trova in condizioni assolutamente disumane. La politica locale ha deciso di muoversi per aiutare Marco Zennaro, appellandosi a sua volta al governo. Dal capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale Speranzon, che ha scritto al presidente Draghi perché si prenda carico personalmente della vicenda, al Consiglio Comunale di Venezia. Hanno firmato la mozione subito i colleghi consiglieri comunali Gianfranco Bettina, Sara Wiesmann del Movimento 5 Stelle, Giovanni Andrea Martini e Cecilia Tonon di Italia Viva. E anche il gruppo consigliare del PD che chiede al comune di farsi capofila di una mobilitazione per liberare Zennaro. L'appello va anche al governatore. Se il presidente Zaia volesse in questa fase mettere il suo peso, che è grande in termini di popolarità, in termini di credibilità sulla bilancia, credo sarebbe importante. E non è possibile che a Parigi, pochi giorni fa, siano stati invitati gli imprenditori ad investire in Sudan e che sia stato azzerato il debito estero di un paese povero e contestualmente non si riesca a ottenere il rispetto dei diritti umani nel paese che chiede alla comunità internazionale l'azzeramento del suo debito. La solidarietà che si sta creando intorno a Zennaro è a 360 gradi. Oltre alla politica, anche il mondo del web con l'hashtag Sosteniamo Marco e la città di Venezia. E la città si sta mobilitando. Lo ha fatto il mondo del rugby ieri, lo stanno facendo oggi le remiere e il mondo dei regattanti che sabato organizzano un corteo acqueo di solidarietà a Marco Zennaro. E questo è un segno dell'amore e dell'affetto che circonda Marco Zennaro. Siamo con Marco e aspettiamo di abbracciarlo presto qui a Venezia.